Questa sera si è parlato di quanto riguarda il legame di sviluppo tra queste due regioni. Lei è una sorta di modello da esportare anche in Friuli Venezia Giulia, forse perché il Veneto ce l'ha nel sangue l'autonomia. Ognuno ha i suoi governatori, i suoi rappresentanti, la sua classe politica, quindi Tosi va bene a Verona, come il Friuli Venezia Giulia ha i suoi ottimi amministratori. Dopodiché è importante fare sistema sulle infrastrutture, sul turismo, sui trasporti. Ci sono tanti temi sui quali si può lavorare insieme, anzi si deve lavorare insieme, perché ormai nel mondo globale, nella concorrenza internazionale, bisogna sfruttare quelle che sono le nostre risorse senza farci la guerra fra poveri. Si stabilisce chi fa cosa e lo si fa assieme. E questo, siccome il nord-est ha una grande omogeneità da un punto di vista socio-economico e anche nel modo di pensare, di risolvere, di affrontare i problemi, ecco, su questo credo che le nostre pubbliche amministrazioni possano lavorare bene assieme. Senta, dall'alto della sua esperienza le chiedo, si può fare veramente, mettere in pratica questo concetto? Sì, lo si può fare come, soprattutto oggi, perché i cittadini ti chiedono concretezza e risposte. E quindi noi, parlo di noi parte politica, noi che abbiamo una pubblica responsabilità, abbiamo il dovere di dare appunto risposte concrete ai problemi della gente, e quindi magari una volta eravamo meno necessitati da questo punto di vista, adesso la classe politica lo deve fare, ripeto, la classe politica delle nostre parti lo sa fare.